Finisce con una vittoria del Licata Calcio, la partita disputata domenica contro la Mariglianese. Le due reti sono state segnate da Orlando e Minacori. Al quarto minuto della ripresa quella di Orlando, al 12° del secondo tempo quella di Minacori. La squadra di mister Romano si trova così ora al quinto posto della classifica della Serie D, Girone I. Una vittoria importante per il Licata in quanto viene dopo la sconfitta subita domenica scorsa al Massimino con la capolista Catania. La partita è stata molto combattuta anche in considerazione che la squadra ospite si è chiusa in difesa per evitare al Licata Calcio di fare breccia, ma è stato inutile considerando la netta vittoria portata a casa dal Licata. Ora il Licata Calcio con questa vittoria sale a quota 35 punti, sopra per un punto ci sono le squadre della Mezia e Sant'Agata, il Locri al secondo posto con 41 punti e sempre capolista il Catania con 51. La prossima partita verrà disputata contro il Locri fuori casa, terminata all'andata con un pareggio per 1-1. L'altra squadra agrigentina che milita nel Girone I è quella del Canicattì, che ha vinto contro la Real Aversa per 1-0. Deve essere un monito a breve futuro, perché la società già era ambiziosa, con l'avvento di Alfonso ancora di più. Non possiamo fare programmi diversi da quelli che ci sono attuali, se non quello di dire ulteriormente, ma già lo siamo, cerchiamo di essere ai vertici della categoria, ma bisogna capire meglio la proiezione, per intenderci, cioè ambire e centrare qualche obiettivo più importante significa non dover emigrare in altri campi, in altre strutture, perché noi a questo non siamo disposti. Intanto ci godiamo questi 35 punti che sono un bel bottino. Chiaramente, come diceva il vecchio Trapattoni, non dire gatto se non c'è nel sacco, però dai, siamo a un buon punto in classifica. Oggi era una partita molto molto complicata, ho detto ai ragazzi che queste sono le partite più difficili ed ero molto preoccupato perché quando incontri queste squadre di bassa classifica o quantomeno ultima in classifica può venire meno l'approccio, la concentrazione e poi sbagliare la partita. Tanto è vero che il primo tempo noi non abbiamo fatto una buona partita, eravamo bloccati, non riuscivamo poi a giocare con scioltezza come di solito, anche perché loro si sono messi tutti dietro e cercavano qualche ripartenza, volevano un po' mantenere la partita fino al termine quasi, per cercare poi di fare l'ultimo sforzo finale, ma noi siamo stati bravi nella ripresa a fare una gara diversa dal primo tempo e credo che il risultato sia più che meritato.